Ci troviamo in sede Coldiretti a Padova, accanto a me riconoscerete sicuramente il direttore Coldiretti Padova Giovanni Roncalli, perché siamo qui, come anticipato in studio, parliamo di carne sintetica, carne in provetta, lanciata appunto una raccolta firme da parte di Coldiretti e da tutto il comparto, quindi la filiera di allevatori e produttori del nostro territorio, ma anche a livello nazionale, e depositata anche una mozione in Consiglio regionale del Veneto, sempre naturalmente con firma Coldiretti. Si parla di un'allerta che arriva proprio dall'America, perché FDI, quindi la Food Administration, la Food and Drug Administration, quindi l'organo titolato per quanto riguarda la sicurezza alimentare statunitense, ha dato il via libera alla produzione di carne sintetica, carne in provetta. Naturalmente non è una novità, perché il direttore mi ha accennato che già altri stati producono prodotti insomma sintetici. Sappiate che si realizza attraverso cellule di animali vivi che vengono moltiplicate attraverso un bioreattore. Insomma, la preoccupazione è tanta e forte. Noi, giusto, Coldiretti dice, noi non la vogliamo assolutamente né in Europa né soprattutto nel nostro territorio né in Italia. Lascio a lei spiegare il tutto, direttore. Sì, in realtà non la vuole Coldiretti perché si fa portatrice degli interessi e delle aspettative dei consumatori. L'indagine che abbiamo fatto dice che 7 italiani su 10 rifiutano questo tipo di cibo, se vogliamo chiamarlo in questo modo, o comunque di queste sostanze che dovrebbero avere proprietà nutritive, nutrizionali, ma che sono lontanissime dal nostro modo di immaginare il cibo, la cucina e la tradizione. Poi rispetto alla produzione, in questo caso la carne, si ottiene partendo da cellule staminali che vengono prelevati da feti vivi, del cuore di questi feti vivi, che poi vengono moltiplicati in bioreattori. Da pochi milligrammi di sostanza si ottengono appunto queste cellule che poi producono migliaia di chili. Ecco, questo è un modo, un'alimentazione che noi riteniamo sia lontanissimo dalle aspettative dei consumatori e soprattutto metta a rischio un sistema agroalimentare come quello italiano, che oggi è l'eccellenza nel mondo, che tutti ci invidiano e da cui dipendono migliaia e migliaia di posti di lavoro. Credo che su questa battaglia ci sia davvero da mettere in gioco tutto ciò che il Made in Italy è in grado di produrre per ostacolare questo tipo di novità, chiamiamole così. Oggi questa produzione viene ottenuta ed è pagata con migliaia e migliaia, milioni e milioni di dollari dalle principali società che oggi si occupano di web, insomma di telecomunicazioni, di comunicazione, e è evidente che concentrare l'alimentazione nelle mani di pochi personaggi, come in questo caso, è assolutamente un obiettivo da scongiurare. Direttore, mi lasci ricordare che appunto la Food and Drug Administration, quindi l'autorità di cui vi parlavo, statunitense per la sicurezza alimentare, ha autorizzato quindi una azienda, un marchio noto americano, nella realizzazione di pollo, quindi è già stata realizzata insomma questa carne in provetta, questo prodotto, questa tipologia di prodotto. Lei però appunto mi diceva che se per l'America è una novità, per altri stati non è una novità. Quali sono i prodotti in commercio in questo momento di origine sintetica, quindi non realmente al 100% animali? No, diciamo che sono assolutamente lontani dall'origine tradizionale che conosciamo. È in commercializzazione per esempio un tipo di olio che si ottiene da batteri, si stanno facendo sperimentazioni su del finto salmone, questo è il nome che vorrebbe imitare ma che in realtà non ha nulla a che vedere, così come per altri prodotti. Quindi, come dire, il latte in Danimarca c'è una società che già produce un qualche cosa che dovrebbe sembrare formaggio, ma che in realtà non ha nulla a che vedere, perché le materie prime da cui si parte per ottenere questo prodotto non è latte. A proposito di latte, voi di Coldiretti avete combattuto già una battaglia legata appunto a tutte quelle bevande che venivano spacciate per latte? Sì, è, come dire, è il modo per evocare attraverso
un nome che riconduca latte, delle sostanze che non hanno nulla a che vedere con il prodotto che tutti conosciamo, cioè ottenuto da mammiferi in questo caso. Un danno potenziale sicuramente per la filiera, ecco perché comunque gridate allo scandalo, al fatto insomma che non debba arrivare questa tipologia di prodotti, perché metterebbe veramente in ginocchio tutto il comparto, giusto? E anche un punto di domanda: noi non siamo medici, non siamo insomma esperti per quanto riguarda la salubrità del prodotto, però lasciamo il dubbio. Sì, in realtà l'Associazione dei Pediatri Nazionale ha già sottoscritto la nostra petizione, per cui anche dal punto di vista medico, come dire, c'è un'attenzione particolare e una convinta prudenza, ostacolo verso questo tipo di prodotti, per cui anche dal punto di vista medico è evidente che deve valere il principio di precauzione, per cui sono sostanze e prodotti che devono essere guardati con assoluta attenzione. Direttore, ma c'è effettivamente il rischio a breve che arrivi in Europa questa tipologia di commercializzazione? Ma purtroppo sì, perché sappiamo benissimo che la FDA, in questo caso gli Stati Uniti, ha dato via libera dal punto di vista sanitario, però insomma questo tipo di produzioni rischiano di mettere a serio rischio l'esistenza della nostra agricoltura e dei nostri allevamenti. Ma torno a dire, pensare di concentrare l'alimentazione umana, la nostra alimentazione nelle mani di poche multinazionali credo che sia assolutamente da osteggiare, perché insomma stiamo parlando in questo caso, come è evidente, di cibo. Grazie a Giovanni Roncalli, direttore Coldiretti Padova, per averci aperto naturalmente le porte della vostra sede, del suo ufficio. Se non ci sono domande, a voi studio.